Ce la riprepariamo un'altra chiffon cake rossa natalizia. Questa qua l'ho fatta per il compleanno di mio padre. Quindi la prepariamo insieme. Andiamo. Ci separiamo i tuorli dall'albume, le uova a temperatura ambiente. Ciao ragazzi. Grazie, vi saluta. I tuorli ce li mescoliamo così. L'albume lo montellina, aggiungo l'olio, vanillina, vaniglia, quello che avete, pasta di vaniglia, va bene tutto. Aggiungo l'acqua, un pizzico di sale, setacciamo la farina e la bustina di lievito per dolci. A questo punto aggiungo il colorante. Per il colorante ve l'ho sempre detto, ogni rosso, ogni colore avrà la sua punta di colore. Io ne metto un po' alla volta, così. A questo punto che gli albumi sono montati bene, li aggiungo. Aggiungo piano piano, aggiungo tutto e mescolo sempre dal basso verso l'alto. Ho acceso il forno statico 160-170 gradi. Prendiamo lo stampo non imburrato. Stampo va bene. No, imburrato no. Non imburrato. E così. Versiamo all'interno, ecco qua. La consiglio a tutte quante perché è veramente buona. Buona, sì, infatti a casa si fa oggi e si finisce stasera. Non vi dico bugie, vedi? Eccola pronta, io in forno e torno subito. Non vi muovete che torno subito. Eccolo pronto, è stato 1 ora e 10. Io ho fatto sempre la prova a stecchetto. Adesso caldo, prendiamo un piatto, un vassoio, quello che preferite, e giriamo. Così. E lo lasciamo così, scenderà da solo. Eccola pronta, un po' di zucchero a velo sopra ed è ottima, provatela.